sindaco di Gruano un incontro con il governatore Zaia a San Miniano l'altro giorno, siamo andati in due su nostra richiesta. Faccio anche qui cronaca, nel senso che dal colloquio i due sindaci hanno percepito e hanno compreso questo, che c'è la disponibilità del governatore di parlare con il direttore generale, di dare ulteriore tempo alla conferenza dei sindaci per un approfondimento ulteriore e coprire quei buchi che lo studio ha presentato, che ha ribadito però che all'interno di una riorganizzazione più generale del tempo l'intenzione della giunta regionale è quello di andare verso l'ospedale unico, e ha anche tra le righe fatto capire, ma questa è una lettura che abbiamo dato noi, che l'indicazione che emerge dallo studio che la regione non assume come proprio, ma è uno studio che ha fatto la direzione generale, poi c'è la finanza ovviamente che non è equilibrata, nel senso che lascerebbe un territorio ampio, 92.000 abitanti, privo di servizi per una serie di ricadute anche molto pesanti. Quindi questo è quello che io posso dire come aggiornamento a oggi. Quindi per riassumere, domani c'è una conferenza dei sindaci, auspichiamo che questa conferenza dei sindaci consenta un supplemento istruttorio al sindaco degli esiti, no, il sindaco degli esiti si mette in condizione di fare delle valutazioni oggettive, dopodiché si tratta stasera per poter raggiungere gli obiettivi che noi abbiamo, di vedere quali sono le iniziative in campo. Per correttezza ricordo che ci troviamo di fronte a 7 indicazioni proposte dai sindaci e ci troviamo anche di fronte a una presa di posizione molto ferma, che è quella del comune di San Donato, che ha votato all'unanimità sì all'ospedale unico che si faccia a San Donato, e c'è una posizione del comune di Portogruaro che dice sì no all'ospedale unico, o meglio l'ospedale unico su due sedi, una a San Donato e una a Portogruaro, con Jesolo centro riabilitativo. Questa è la posizione di tutto il Consiglio comunale. All'interno di queste due posizioni ci sono tutte le variabili che ovviamente abbiamo stasera, che tutti voi conoscete. Nel momento in cui mi fermo qua